dire oggi che Putin non rappresenti la Russia è dire una grande stronzata, scusi il termine, dire una cosa falsità. Che piaccia o non piaccia, può non piacere neanche a me Putin, potrei preferire un sistema diverso, però devo prendere atto che il popolo russo ha espresso la sua volontà ed è una volontà che rappresenta il sentimento del popolo russo, oggi come oggi. Non ha dubbi Stefano Valdegamberi, consigliere regionale veneto del gruppo misto, che in Russia ha visitato come osservatore 30 seggi in 3 giorni in occasione delle elezioni presidenziali che hanno incoronato ancora una volta Vladimir Putin. Il politico veronese racconta di aver parlato con molti russi e di aver presenziato lo spoglio delle schede. Ho visto una situazione molto serena con i bambini che andavano le domeniche, andavano le famiglie a votare, cioè non ho visto questo clima che da poliziesco che viene descritto. È chiaro che se uno vede l'immagine all'ingresso dei seggi c'erano parecchi controlli, perché c'era veramente il rischio, è stato bravo il governo russo, il rischio di attentati. C'è anche chi contesta Putin, ammette Valdegamberi, ma è la minima parte. Piuttosto in corso c'è una guerra di disinformazione e nessuno può dirsi immune. Il metodo non è democratico al 100%, ma non è democratico neanche da noi, dove a Roma le liste lo fanno i capi del partito e dove chi non è allineato viene fatto fuori prima di andarci. Cioè, non c'è il sistema perfetto, neanche in Italia. Valdegamberi soffre di una patologica simpatia per i dittatori, attacca la capogruppo Dem Vanessa Camani, che parla di un'offesa vergognosa per un'istituzione democratica come il Consiglio regionale. Il veronese risponde. Inviterei anche la Camani a venire con me un'altra volta, chiederò se vuole, la faccio invitare per essere presente anche lei. Sullo sfondo le parole di Salvini, diventate un caso, chi vota ha ragione, apparse come un endorsement pro Putin e che hanno creato il gelo nel governo e in parte della stessa Lega. Non mi sembrano proprio elezioni liberissime, sarebbe molto meglio che ci fosse un assetto democratico. Io amo vivere in un paese dove ci sia la democrazia, dove io possa dire tutto ciò che voglio, fare tutto ciò che voglio. In Russia evidentemente non è così. La speranza è che anche la Russia un domani possa diventare un paese democratico davvero.